Riprendiamo la linea da Mira, provincia di Venezia, ospiti delle serre dove si coltivano fiori commestibili dell'insalata nell'orto. Sara Menin ci ha raccontato fino adesso tutta la parte, diciamo così, più agronomica di coltivazione. Adesso però io sono curiosa di sapere qualche cosa di più sui singoli fiori. Intanto voi hai detto ne avete 16 varietà, 16 varietà. quindi sono davvero tanti i fiori commestibili. Ma quando parliamo di fiori commestibili dobbiamo pensare solamente al colore oppure ognuno può dare anche un sapore, oltre che al profumo? No, assolutamente ogni fiore ha una specificità dovuta da quella che è la sua composizione e quindi ogni fiore ha delle caratteristiche di sapidità, piuttosto che di dolcezza, piuttosto che di acidità. È chiaro che non è facile darvi una lista e dirvi la viola sa di dolce, la begonia sa di piccante. Perché? Perché primo non esiste bibliografia in questo senso, ma soprattutto perché il gusto della nostra bocca parte in primis dall'olfatto. Quindi ognuno di noi percepisce il fiore dal punto di vista olfattivo in un modo che poi trasferisce alle papille gustative. Quindi per me la viola è particolarmente dolce e il nasturzio particolarmente piccante, per te potrebbe avere delle sfumature diverse. Quindi l'esperienza più bella da fare è avere la voglia di assaggiare in purezza questi fiori, magari partendo da quelli più semplici, da quelli che vanno mangiati tal quale. La viola, le coltivazioni che noi abbiamo di viole sono tantissime, ma c'è un motivo preciso: è il fiore più semplice con cui iniziare il percorso di avvicinamento al fiore in cucina, perché non è particolarmente incisivo come sapore, come gusto, perché dà un'assoluta possibilità di cromie, che quindi all'inizio si gioca cromaticamente con il piatto e si mangia tal quale, quindi viene preso dalla confezione, messo nel piatto e mangiato senza nessun tipo di ulteriore procedimento. Altri fiori invece, come le margherite, tutto il mondo dei garofani, le tagete, tutti quei fiori che hanno un calice particolarmente pronunciato, essendo il calice verde, quindi di clorofilla, se andiamo a mangiarlo abbiamo una pessima percezione in bocca perché ci risulta amaro. Di quei fiori lì vanno spetalati e utilizzati solo i petali, nei quali si concentra al massimo tutti gli oli essenziali e le caratteristiche del fiore stesso. Ecco, ma se ogni fiore ha giustamente un suo sapore, oltre che ha un suo profumo, allora in cucina il rischio è anche quello di sbagliare l'abbinamento, di mettere sulla carne il fiore che invece deve stare assolutamente sui dolci. Cito a caso e banalizzo. Corretto, infatti può succedere, e se succede, allora un fiore non può essere mai l'ingrediente principe di un piatto, ma può andare ad esaltare quelli che sono invece gli ingredienti principali, nel momento in cui la scelta è fatta correttamente. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è avvicinare in primis gli operatori, ma poi anche il cliente finale a cominciare a sperimentare questi fiori, perché sperimentandoli, giocandoci in casa o al lavoro, ma avvicinandoli a vari ingredienti, si può percepire qual è la combinazione finale che desideriamo. Quindi bisogna costruire un po' la cultura del fiore commestibile, almeno in Italia. Assolutamente sì. La cosa strana è che proprio qualche mese fa, attraverso la ricerca di un maestro gelatiere qui della zona, nonché storico di pasticceria, ci ha detto che già nel 300 tutte le ricette veneziane nascevano con i fiori. C'erano i cuochi di corte o i cuochi di chiesa che abbinavano per tutta la cena o il pranzo delle ricettazioni con i fiori. Poi durante il Risorgimento questa pratica è andata perduta, è rimasta invece in tanti paesi, in Oriente, in Giappone il fiore è assolutamente di consumo quotidiano all'interno dei cibi e delle preparazioni. In Italia non c'è più, piano piano noi stiamo cercando di ricostruire la cultura del fiore in cucina. Ci sono dei fiori che sono particolarmente belli e che quindi voi giustamente coltivate perché vengono richiesti, che però
dire sono solo belli è un peccato, però sicuramente dal punto di vista del gusto, della percezione in bocca, danno meno soddisfazione di altri. Ci sono, io dico sempre che il primo step, soprattutto per un palato non abituato, non esercitato a mangiare fiori, deve iniziare dalle cose più semplici. Ci sono alcuni fiori, mi viene in mente la fucsia, un prodotto meraviglioso che la natura ci dà, però estremamente carnoso a livello di petalo. L'estremamente carnoso portato in bocca vuol dire avere una percezione importante anche a livello di masticazione e d'altro canto completamente insapore. Quindi la domanda che ci siamo posti noi e che poniamo anche a chi poi usa questi fiori: ha senso a un cliente che sta affrontando un nuovo percorso far mettere in bocca una cosa già dal punto di vista diciamo della consistenza importante e che non dà nessun d'altro canto gusto? Perché? Partiamo dalle cose più semplici, facciamogli sentire un po' di dolce, un po' di piccante, un po' di citrico. La begonia che abbiamo qui davanti è un fiore di cui si mangia il petalo, soprattutto perché ha dimensioni molto importanti, non tanto per la presenza del calice, però insomma non ha senso mettere, vedete le dimensioni che ha, basta un petalo, è come mangiare una fetta di limone sottilissima. Allora io credo che un cliente che inizia questa esperienza e che mette in bocca un petalo fondamentalmente che ricorda molto una fetta di agrume, anche nel gusto, beh, la prossima volta affronta molto sereno magari una nuova esperienza con un altro fiore. Voler esagerare per forza perché tutti devono mangiare il fiore, la foglia di nasturzio per esempio, che è l'unico fiore di cui si mangia fiore e anche foglia, è particolarmente sapida e ha un gusto pungente. Anche lì per un neofita, diciamo, dei fiori in cucina è importante come passaggio. Allora diamo il tempo a tutti di imparare piano piano e poi magari arriviamo all'esaltazione massima di quello che possono essere un determinato fiore. Io volevo chiudere con una raccomandazione. Noi abbiamo visto, e l'abbiamo già detto anche prima, siamo circondati da fiori che abbiamo in terrazzo. Abbiamo già detto il percorso florovivaistico è completamente diverso da quello del fiore commestibile. Idem la raccolta spontanea, perché ci sono anche fiori che non devono assolutamente essere mangiati. Pochi, ma ci sono. Ci sono. Sì, purtroppo la natura in questo è stata crudele, nel senso che vi dicevo prima la stragrande maggioranza dei fiori nascono come commestibili, poi ok può fare il percorso di ortoflorovivaismo oppure il percorso di edibilità, ma quella è un'altra cosa, ma di fondo quel 10% di semi che non sono commestibili sono velenosi. L'esempio classico è il crocchio e se sono non commestibili e velenosi sono anche molto simili a un parifiore che invece è molto conosciuto, tanto che questo viene spesso confuso con lo zafferano. Non esiste una bibliografia precisa, cioè bisogna andare a fare ricerca, ma comunque è difficile anche facendo ricerca perché non sapendo il seme da cui nasce non è facile per diciamo un non addetto ai lavori identificare la varietà di una viola e quindi ci sono 100 varietà di viole, 99 commestibili, una non commestibile. Una volta in campo è fatica chiunque di noi sappia precisamente qual è la varietà se non ha uno storico, un quaderno di campagna. Ecco, lì può succedere il problema. Quindi la nostra raccomandazione, ma credo insomma vorremmo anzi fosse scontata, in tavola mettete prodotti di cui avete la garanzia che sono alimenti. Tutto qua. Benissimo, io ti ringrazio Io per ringrazio averci voi. aperto un sipario coloratissimo, profumatissimo e anche molto particolare, tutto da approfondire. Da qui, da Mira, è tutto, grazie anche a voi che ci avete seguito, in sovraimpressione come sempre vedete tutti i nostri riferimenti per vedere, rivedere la nostra trasmissione. Grazie ancora e ci ritroviamo la settimana prossima. In collaborazione con